saluto, ci troviamo a Forni di Sopra con il sindaco Marco Lenna per fare il punto della situazione, signor sindaco, per quanto riguarda Natale 2023 e Capodanno 2024. Sì, diciamo che la stagione è partita ufficialmente, purtroppo non è partita nel migliore dei modi perché non abbiamo tanta neve, non abbiamo un grande manto nevoso, ma questo è un po' su tutta la regione. Comunque il demanio sciistico è aperto, gli impianti sono attivi, gli alberghi, a quanto mi risulta, parlando anche con il presidente della rete d'impresa, hanno tutto il pienone. Abbiamo già organizzato insieme alla Proloco e insieme anche al consigliere Sharon Lucchini che si occupa della festa del Capodanno. Abbiamo già preparato il Capodanno, la Proloco è stato un braccio operativo importante per le feste. Ci sarà animazione durante il periodo invernale con degli elementi di svago anche all'interno del paese, quindi ci stiamo attrezzando nel migliore dei modi per poter dare un ottimo risultato. Ecco, come lei ha sottolineato, i tempi sono un po' particolari, no? Perché purtroppo il meteo ci mette lo zampino e gioco forza se non c'è la neve, che è un po' il fondamentale, no? Per far partire tutto il discorso legato al turismo invernale. Però sappiamo che in un certo senso l'amministrazione comunale, insieme alle varie associazioni del territorio, stanno attuando il famoso piano B, no? Ma sì, assolutamente. Siamo aperti con la piscina, siamo aperti col centro benessere, con i massaggi, con l'estetista. Abbiamo organizzato una serie di camminate in quota, perché comunque se non riusciamo a sciare abbiamo le guide alpine che comunque possono portarti nelle malghe. Abbiamo una malga aperta per poter fare i pranzi e le cene su prenotazione e quindi riusciamo a dare comunque un'alternativa a un piano B in questo caso in mancanza di neve. Chiaramente Forni di Sopra non si limita solo a due, diciamo, finestre annuali, no? Per quanto riguarda il turismo invernale e il turismo estivo. È una località che comunque vive 365 giorni all'anno, 24 ore su 24, possiamo dire, no? Sì, viviamo di un turismo a 360 giorni l'anno. Abbiamo la possibilità di dare biciclette, di fare le pedalate, di poter riuscire a vedere il fogliage autunnale e le bellezze. Quindi si può vivere anche nei momenti meno glamour dell'anno, anche la stagione più tranquilla. Stiamo cercando di migliorare sempre di più, cercando di spostare la recettività e quindi di tenerla aperta non più stagionalmente, ma tenerla aperta tutto l'anno. Un bel bilancio è il fatto che già adesso, in questo periodo di qua, sono quattro attività nuove. Siamo riusciti a riportare l'edicola, quindi avremo i giornali che è un servizio importante per il paese. La pensione Elena ha fatto l'inaugurazione, è riaperto da poco, ha aperto anche l'Italia e qui all'Edelweiss hanno deciso di fare un ristorante aperto al pubblico, a tutti quanti. Senta, per concludere l'intervista, parliamo di Cortina 2026, perché comunque è dietro l'angolo, no? Ci sono tanti movimenti per quanto riguarda anche l'attrazione turistica, ultima dei quali c'è il famoso treno turistico che arriva a Callalzo. Callalzo è a 20 minuti da Forni di Sopra, e dunque per quanto riguarda proprio le Dolomiti in tutti i sensi, state studiando qualche progetto per collegarsi al ritorno di Cortina 2026? Sì, assolutamente. Abbiamo presentato un bellissimo progetto sui pier che si chiama Dolomiti Playground, che è importantissimo, che sono i percorsi ad alta quota. E la comunità montana ha già ricevuto un primo stanziamento per portare la ciclabile dalla vallata, diciamo da parte di Tolmezzo verso Forni di Sopra. Ci manca l'arroccamento. Ci siamo già attrezzati con delle corse che portano da Forni ad Auronzo tramite il servizio pubblico di trasporto e lo faremo anche per Cortina in modo comunque di essere sempre collegati anche per questi eventi che verranno importanti, insomma. Bene, signor Sindaco, noi la ringraziamo per la disponibilità e le auguriamo chiaramente buon Natale e felice Buon 2024. Natale a voi e a tutti quanti. In queste giornate concitate delle feste natalizie, dove chiaramente il tempo è tiranno, come direbbe qualcuno, abbiamo approfittato e abbiamo trovato libero nel suo tempo Maurizio Ferigo, rete d'impresa Forni di Sopra. Allora, Maurizio, ti chiedo subito, insomma, come sta andando, quali sono le prospettive, soprattutto per questa parte di vacanza invernale dedicata al Natale e al Capodanno. Beh, diciamo che è iniziata bene.
perché comunque l'affluenza è buona, diciamo che il tutto completo, diciamo, l'avremo subito dopo Natale, comunque le prospettive sono buone. Tempo tiranno, ma Forni comunque trova delle alternative, perché abbiamo sì tutto il Varmost aperto, quindi l'offerta turistica e l'offerta sciistica è buona. Poi abbiamo attivato il palaghiaccio, la piscina col centro benessere, i campetti di fondovalle per l'attività per i bambini, i primi passi, quindi le cose vanno benissimo e l'offerta è ottima. Senti, dicevamo insomma, più che altro il meteo, no, che fa le bizze, no? Siamo quasi in primavera inoltrata piuttosto che essere in inverno dentro al 100% per quanto riguarda l'emisfero boreale. Però quello che conta è dire ai nostri amici vicini e lontani che comunque vada a Forni di Sopra si può venire sempre in qualsiasi tempo, no? Ma sicuramente, perché Forni di Sopra non è solo sci. Ripeto, tutte le attività che riusciamo ad offrire con guide naturalistiche, guide del parco, guide alpine, le attività con i maestri da sci, non ultime le fiaccolate serali che sono molto frequentate, quindi riusciamo a coprire la giornata al turista a 360 gradi. Cosa dobbiamo aggiungere ancora? Ma soprattutto il 2024 alle porte, cosa ti aspetti, diciamo così, da Babbo Natale? Che regalo ti aspetti? Ma sicuramente che si abbassino le temperature, perché questo sarebbe il top per offrire un paesaggio innevato, un paesaggio che merita, insomma, perché Forni di Sopra innevato è una chicca particolare, perché qui dobbiamo ricordare che ci sono le Dolomiti, quindi vedere le nostre montagne innevate è qualcosa di particolare. Il 2024 io mi auguro che sia meglio del 2023, perché comunque si va sempre cercando il meglio, ma per Forni le prospettive sono buone, perché adesso abbiamo aperto 2 strutture ricettive, altre 2 ne apriremo in primavera, sono aperti nuovi ristoranti, nuove attività commerciali, quindi il movimento è ottimo e quindi le aspettative sono alte. Senti, per concludere possiamo dire agli avvoltoi is nothing. Beh, sicuramente, ma quelli volano sempre alti, ma prima o poi cadranno, vedrai. Ciao, 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 ciao. Il gruppo Friuli TV augura a tutti un sereno Natale ed un felice anno nuovo. Un grazie agli sponsor, ai collaboratori, ai nostri media partner per aver contribuito a far crescere la nostra piattaforma in questo 2023, che ha visto nascere 2 importanti progetti. Abbiamo aperto il secondo canale Friuli TV 2 dedicato allo sport e agli eventi, ed è stato avviato il progetto Made in Carnia con la nascita di Carnia Web TV, il terzo canale del gruppo, dedicato alla Carnia. Un grazie di cuore per questo ai Ghidina Folk, Valentino e Alessandra, partner musicali del gruppo. Saranno con noi anche nel 2024. Abbiamo inoltre attivato il canale tecnologico FTV Tech, un grazie di cuore per la collaborazione all'esperto informatico Davide Ronchi. Ma sarà a gennaio 2024 che partirà il grande progetto, Friuli TV sbarca fuori dai confini e nasce Media Europa Channel, canale principale del gruppo, che si occuperà di politica, informazioni, eventi a livello nazionale ed europeo. Un benvenuto al nuovo direttore responsabile del progetto, il giornalista Enzo Cattaruzzi, che entrerà nello staff di Friuli TV. Buone feste a tutti, infine, dai fondatori di Friuli TV Omar Costantini e Giuseppe Quattrin.